Siamo con Marcos Vega. Allora Marcos, un Valdagno che ha veramente reso vita dura a questo Sandrigo, partita combattuta fino alla fine. Valdagno però sfortunato anche per quel che riguarda pali e traverse, non è riuscito a trovare lo spunto decisivo per il pareggio. Ciao, buonasera a tutti. Sì, veramente è stata una partita difficile, sapevamo che loro giocavano in casa, ma sì, abbiamo avuto mala fortuna, abbiamo avuto 3-4 pali, però non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare così a allenare, dobbiamo seguire testa alta, che così è la strada. C'è bisogno anche del tuo gol. Io prima l'ho detto in telecronaca, un Marcos Vega che l'anno scorso ho votato come uno dei migliori 5 giocatori del campionato italiano. Adesso si pensa alla prossima partita, sfida contro una delle formazioni più in forma del momento, il Trissino. Sì, veramente ora stiamo un po' difficile con la porta, però tutto si lavora, tutto allenamento, si deve continuare così e sì. Ora sicuramente parleremo del prossimo allenamento, ma dobbiamo allenare bene perché possiamo giocarsela con qualsiasi squadra e non dobbiamo mollare mai. Bocca al lupo, vamos!